Possiamo fare un applauso al Signore? Amém, a pace del Signore a tutti. Io non potevo fare meno di dare una testimonianza, una grandissima testimonianza per dirti quanto il Signore è grande. Noi quando lavoriamo con le donne, quando preghiamo, noi diciamo sempre la intimità con Dio è tutto nella nostra vita. Noi dobbiamo avere intimità con Dio, noi dobbiamo credere che Dio fa miracoli, che Dio è Dio di miracoli, che Dio è Dio che compie miracoli. Oggi è 11, Marinei? 11, vero? 13 oggi, né? 13. Il 1 agosto io e la missionaria Marinei abbiamo cominciato un proposito con Dio. E nel primo giorno io ho fatto una richiesta al Signore, perché noi abbiamo cominciato 21 giorni di preghiera, 21 giorni la campagna di Daniele, e io in questa campagna ho fatto un proposito con il Signore. Io ho chiesto al Signore che il Signore potesse aprire una porta di lavoro a mio marito, non che lui fosse senza lavoro, ma a lui piace andare in giro, e quando lui va in giro lui è felice, perché è il suo, è una cosa sua. Lui è felice quando è in giro per il mondo, e io lo vedevo già 2 o 3 anni che era fermo qua in Italia e lui non era contento. E io ho chiesto al Signore, nel primo giorno io ho chiesto al Signore, e nel primo giorno abbiamo fatto una preghiera, e quando hanno letto, io ho letto il passaggio che Daniele ha fatto una preghiera al Signore, e il Signore ha detto: guarda Daniele, che le tue preghiere nel primo giorno il Signore aveva già ascoltato la sua preghiera, e il Signore nel primo giorno ha ascoltato la mia preghiera. Questa settimana, martedì, io ero a lavoro, e generalmente io non rispondo telefono quando sono a lavoro, e io avevo portato il telefono su, e mi chiama Alberto e mi dice: amor, sai che mi hanno chiamato? No, aspetta che devo dire un'altra cosa. Il primo giorno, quando ho fatto questa preghiera, io mi sono svegliata la mattina e ho avuto una visione di una statua. Io non ho capito. Il secondo giorno mi sono svegliata, ho visto la stessa statua, io non ho capito. Il terzo giorno ho visto la stessa statua, ho detto: ma perché questa statua? Allora ho detto: ma questa è la statua della libertà. E nel stesso giorno, quando ho detto: ma questa è la statua della libertà, mi chiama lui e mi dice: amore, sai che mi hanno chiamato, io vado in America. Io non ho detto niente a lui, niente, perché io sono rimasta, mi scendeva le lacrime, io volevo urlare, io ero a lavoro, io volevo urlare, perché il Signore nel primo giorno ha ascoltato le mie preghiere, perché come il Signore ha ascoltato le mie preghiere, il Signore ascolta la tua preghiera, il Signore ascolta la preghiera della nostra chiesa, il Signore ascolta la preghiera dei nostri pastori. Noi dobbiamo solamente credere. E questa notte, alle 2 di notte, mio marito parte per l'America, per honra e gloria del Signore. Amém? Grazie, Dio vi benedica. Presbítero Sandro, che così facciamo una preghiera. Amém? Che il nome del Signore sia lodato, sia innalzato. Amém? Alziamo in chiesa, alziamo le nostre mani, preghiamo. Amém?
Signore, in nome di Gesù, Padre, ecco qua, Senhor, il tuo servo, Senhor. Dio, in nome di Gesù, usa, Senhor, com potere e autorità, Senhor. Dio, in nome di Gesù, che noi possiamo uscire di qua, Senhor, transbordando, Senhor, della tua grazia, Senhor. Usa teu servo, Senhor, che ogni parola, Senhor, che uscirà dalla bocca di tuo figlio, Senhor, che possa, Senhor, curare, che possa sarar, che possa, Senhor, fare, Senhor, nel nostro cuore all'abitazione, Senhor, delle tue parole, Senhor, para che noi possiamo essere alimentati oggi e tutta la settimana pela tua maná, Senhor, que uscirà dalla bocca do teu servo. Benedite, Senhor, la vita di Sandro, Padre, em nome de Jesus. Amém. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi, fratelli. Amen. E ringrazio ancora la famiglia, i Junior, Miriam, Raffaele e Letizia, che sono amici del nostro presbitero Fabiano. Questa è la casa del Signore, siete sempre benvenuti. In nome di Gesù. Amen. Ecco, fratelli, ho fatto una settimana abbastanza piena. Diciamo che io avevo già preparato una parola, ma lo Spirito Santo lavora con noi in una maniera grande. E ieri in pratica, perché questa parola che avevo da portare a voi, la leggevo 2 o 3 volte al giorno, per vedere se Dio mi confermava la parola, se mi dava qualcosa di nuovo. E c'è stato ieri pomeriggio, ha stravolto tutto. Ha detto no, non è quella la parola, è un'altra. Ho cambiato tutta la predicazione e ieri sera fino alle 1 di notte sono stato lì a concentrarmi per sentire cosa portare a voi, cosa dare alla Chiesa. Amen. E se Fabio può mettere il banner, il tema di questa predicazione è una via d'uscita. È una via d'uscita. Possiamo leggere in 1 Corinzi 10:13. Amen. Dice così la parola del Signore: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Che cosa significa essere tentati oltre le nostre forze? Cosa vuol dire? Superare i nostri limiti. E come fa ad esistere una via d'uscita quando tu accetti la tentazione? Quando sei in mezzo alla tentazione, come fa ad esserci una via d'uscita? E qual è la via d'uscita? Qui la parola, fratelli, non ci dice che la tentazione sparirà completamente o andrà via. No. Qui dice che possiamo uscire dalla tentazione e sopportarla, ma non eliminarla. Non possiamo in ogni caso eliminare la tentazione dalla nostra vita. Non possiamo.
non sparirà. La tentazione ci sarà sempre. Ma possiamo combatterla con il sangue che Gesù ha versato per noi, sopportando la nostra misera condizione. Mi puoi mettere Timoteo 2, capitolo 2, versetto 3? Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Anche Cristo ha sopportato delle sofferenze, fratelli. Ha sopportato, non ha potuto toglierle. Come noi non possiamo togliere la nostra tentazione, anche Cristo non ha tolto quello che ha fatto per noi. Tante volte le persone scambiano la tentazione con la prova. Pensano che è Dio che ci vuole tentare per metterci alla prova, ma non è così, poiché la tentazione è umana ed è dentro di noi la tentazione. La tentazione siamo noi. E siamo noi che la accettiamo o la rifiutiamo, poiché sappiamo ciò che è bene e ciò che è male. Siamo noi che la accettiamo o la rifiutiamo. Per sopportare le tentazioni dobbiamo emozionarci per Dio, per Gesù. Emozionarsi per Dio vuol dire saper accogliere i problemi e saper sopportare le persone, saper sopportare noi stessi. Questo è emozionarsi per Dio. Dobbiamo trovare in Dio il piacere che non troviamo qui. Dobbiamo trovare in Lui il piacere. Il piacere che troviamo per Dio non è un piacere terreno, è un piacere spirituale. Tu non puoi comprare questo piacere spirituale, non lo puoi comprare, non lo puoi rubare. È un piacere che non è per tutti. Noi per questo mondo siamo inadeguati. Non abbiamo le forze per essere sani. Non abbiamo le forze per essere giusti. Noi siamo deboli e fragili. Mi puoi mettere Giacomo 1, dal 13 al 15? La parola dice così: nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Dio non ti tenta, Dio non ti mette alla prova. Sei tu che accetti la tentazione o la rifiuti. Tu conosci Dio. Pensi di conoscere Dio. Noi che siamo tanto tempo in chiesa pensiamo di conoscere Dio. Lo conosciamo davvero? No, non lo conosciamo benissimo. Forse conosciamo appena una briciola di chi Lui è, perché non sappiamo
ciò che Lui può fare nella nostra vita. Non lo sappiamo. Non vediamo le cose grandi che Lui può fare. Non lo conosciamo. Però noi non vogliamo neanche conoscerlo. E sapete perché non vogliamo conoscerlo? Perché abbiamo paura di perdere ciò che abbiamo già. Noi non vogliamo conoscere Dio perché abbiamo paura di perdere quello che abbiamo già. Abbiamo paura che ci tolga ciò che ci piace, ma che è sbagliato. Lui ti raddrizza, la parola di Dio ti raddrizza, ti mette sulla strada giusta, ti toglie ciò che è negativo dalla tua vita, ma in cambio ti dà più di ciò che tu possa vedere o che possa pensare. Solo che adesso quello che Lui ti dà tu non lo vedi. Quello che ti dà Dio adesso tu non lo vedi. Noi uomini vogliamo la ricompensa, vogliamo la pace adesso, qui, ora. La vogliamo subito questa ricompensa. Ma Gesù ha promesso che ce la darà dopo. Gesù ci ha promesso che ce la darà dopo. Dobbiamo perciò privarci qui, adesso, di ciò che ci piace. Quello che ci piace non è santo, non è puro e ci fa male. Ciò che ci piace non è santo, non è puro e ci fa male. Purificarci significa rimanere senza macchia, restare puliti. Questo è purificarsi, pulire, togliere. Non avere piaceri sbagliati nella nostra vita, non avere soddisfazioni sporche. Ecco perché tanti cadono e muoiono. Mi puoi mettere Giacomo dal capitolo 1, versetto 27. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Lascialo qua, Fabio. Conservarsi puri dal mondo. Questo è purificarsi, fratelli. Questo è ciò che Dio ci chiama a fare come cristiani, di aiutare il prossimo e purificarci dentro di noi. Se tu conoscessi veramente Dio, tu faresti la sua volontà. Tu faresti la sua volontà se lo conoscessi, ma non la fai completamente, ne fai solo una piccola parte. Non ti stai donando tutto. Non ti stai donando tutto, però Lui si è donato completamente per te. Lui si è donato completamente a te. Ed è così che lo ricambi. È così che onori il suo sangue sparso. Che onore c'è a fare poco a chi ti ha dato tutto? Che onore c'è? Sappiamo che stiamo facendo il peccato.
e dopo aver fatto il peccato piangiamo per non essere stati capaci di resistere al male. Anche Adamo si è sentito in colpa. Non mettere il versetto, Fabio, lascia stare. In Genesi 3, dai versetti 16 e 10, parla che Adamo ha mangiato la mela con Eva e subito quando ha mangiato la mela si sono visti nudi. Si sono visti nudi e hanno capito di aver fatto un peccato, che avevano sbagliato, avevano disobbedito alla parola di Dio. E Dio, quando li ha cercati nel giardino, gli ha detto: Adamo, dove sei? E gli ha detto: mi sono visto nudo e ho avuto paura. Questo è il peccato, fratelli. Il peccato ci fa paura, ma lo commettiamo lo stesso, lo facciamo lo stesso, tutti i giorni. Però sappiamo che lo facciamo. Per essere salvati, noi dobbiamo vivere una trasformazione dentro di noi. Dobbiamo trasformare il nostro cuore e la nostra mente. Dobbiamo trasformare il nostro cuore e la nostra mente. Mi puoi mettere Romani, per piacere? Adesso leggeremo un passo che tutti quanti noi conosciamo, però voglio rileggerlo perché è importante. Paolo parla ai Romani e dice questo: sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo che un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. È un capitolo bello pesante questo, fratelli, vero? Ma parla della verità, fratelli. Parla della verità perché noi vogliamo fare bene e non siamo capaci di farlo. Non vogliamo fare il male e lo facciamo perché la legge è spirituale. Dobbiamo essere più spirituali per essere più puliti. Dobbiamo avere più rapporto intimo con Dio per non peccare. Tu lo sai contro chi combatti ogni giorno? Combatti contro il male, combatti contro Satana o contro le prove. No, fratello, tu combatti contro te stesso, contro il male che abita dentro di te.
è un combattimento contro le cose sbagliate che vogliono guidare la tua vita. Le cose sbagliate che sono dentro di te vogliono guidare la tua vita. Contro queste devi combattere. Il punto più difficile per l'uomo è la carne. E fratelli, vi dico che il male non dorme. Il male non dorme. Attende. Il male attende. Il male attende come una belva feroce. Il male resta sveglio nell'ombra della tua mente. Il male non dorme, resta sveglio all'ombra della tua mente. Lui è pronto per attaccare dove tu sei debole, pronto a rovinare la tua esistenza. Lui non ha pietà. Togliersi la maschera vuol dire rinunciare alle passioni e vivere in verità. Vivere in verità e non in menzogna. Avere fiducia in Dio, fratello, non ti ucciderà, non ti imprigionerà. Aver fiducia in Dio non ti toglierà la tua felicità, ma ti darà un altro tipo di felicità. Ti darà una felicità straordinaria, inspiegabile. Non tutti noi abbiamo il lusso e la possibilità di decidere quando e dove avere a cuore qualcosa. Non abbiamo il lusso e neanche possiamo decidere di questo. Noi non possiamo decidere di nulla, poiché la nostra vita non è sotto il nostro controllo. Tu puoi dire di aver controllo. Tu puoi dire di aver controllo. Quando fai il peccato tu hai controllo. Facciamo il male che non vogliamo fare e il bene che possiamo fare non facciamo. Possiamo avere controllo. Noi non abbiamo controllo. Non possiamo decidere nulla. Tutto quello che succede intorno a noi è incontrollabile, compresi i sentimenti, comprese le emozioni. Tutto è incontrollabile. Non siamo noi a decidere quando e dove vogliamo che sia così. Non è così. Amare non è un comando. Ah, io adesso amo quella persona lì e la ami. No. Non puoi amare una persona così, a caso. Succede. E non siamo noi a controllare il nostro io interiore, perché è il nostro io che ci fa amare quella persona senza saperlo. Magari inconsapevolmente noi ci piace una certa persona. È Dio che ha il controllo della nostra vita. È Dio ha il controllo della nostra vita. Noi non abbiamo controllo. La cosa più importante che possiamo avere qui su questa terra, fratelli, è l'amore di chi abbiamo accanto. L'amore di chi abbiamo accanto. Tutto il resto è niente. Tutto il resto è nulla. Ma quello che conta è l'amore che hai delle persone che ti vogliono bene vicino a te. Gloria a Dio. Gloria a Dio.
Accetta l'amore di Dio, fratello. Accetta l'amore di Dio. Lui non ti ha creato per le emozioni. Lui non ti ha creato per la vanagloria. Lui non ti ha creato per la menzogna. Non ti ha creato per i desideri. No. Lui ti ha creato per amore. Perché tu viva di amore. Ma non un amore terreno, non un amore terreno, ma un amore straordinario, spirituale, soprannaturale. Un amore così grande che noi non lo vediamo, o lo vediamo in una piccola parte. Cerca, fratello, la presenza di Dio dentro di te. Guarda dentro di te, fratello. Cerca la presenza di Dio. Mi puoi mettere Salmo 51, versetto 11? Davide sapeva che solo con la presenza di Dio poteva combattere i suoi desideri. Solo con la sua presenza. Quando lui ha peccato contro Betseba, che ha staccato la spina in pratica e ha fatto il peccato. Io sono convinto che Davide non voleva fare il peccato, ma è bastato niente che nell'ombra è arrivato il male e lo ha attaccato nel suo punto più debole. E quando lui ha fatto il salmo per Dio, cos'è che ha chiesto? Mi rimetti il versetto? Davide ha detto, Salmo 51, 11, non respingermi dalla tua presenza e non togliermi dal suo Santo Spirito. Davide sapeva che senza lo Spirito Santo di Dio poteva cadere nel peccato un'altra volta. Perché nell'ombra dentro di noi sta il male che è pronto per attaccarci. È per questo che dobbiamo stare nella presenza del Signore ogni giorno. La presenza di Dio può renderci più forti, fratelli. Non combatti in battaglia da solo quando c'è Dio con te, ma combatti con Lui. Non sei solo quando combatti con lo Spirito Santo, sei tu e lo Spirito Santo. La tentazione è umana, è terrena ed è qui, adesso. La tentazione è qui e adesso. Confida in Dio. Lui è il Dio dell'impossibile. La sua voce è potente. In Salmo 29 dice così: la voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà. Avanti. La voce del Signore rompe i cedri. I cedri, se non lo sapete, sono degli alberi robustissimi, durissimi, ma la voce del Signore li spezza. Il Signore spezza i cedri, fa saltellare i monti come dei vitelli, il Libano e l'Ermo come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini, la voce del Signore fa tremare il deserto. Abbiamo un Dio, come ha detto la Marinei, che è potente. La sua voce è un tuono. Ma sappiate bene un'altra cosa, che la mano che distrugge gli eserciti, che fa tremare le montagne, che apre i mari e sconfigge la morte, è la stessa mano
che ha creato l'uomo, la terra e tutto ciò in essa, e che dà vita agli alberi e ai fiori con delicatezza, con tenerezza. Così come la mano di Dio, anche la sua voce è come un tuono, ma è soave e leggera allo stesso tempo. Mi puoi mettere Romani 8, versetto 26? Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Alleluia. Alleluia. Abbiamo un Dio potente che spezza le montagne, divide il mare e ci sussurra nell'orecchio con sospiri ineffabili. Alleluia. Alleluia. Non dubitare di Lui, non dubitare mai di Dio, perché la sua parola è eterna, la sua parola è potente, c'è potenza nella parola di Dio. La parola di Dio convince, consiglia, insegna. La parola di Dio cambia, muta, trasforma. La parola vivifica, guarisce, cura, salva, fortifica, rialza, sostiene, stupisce. La parola sconvolge, ci sorprende, ci riempie, ci riscalda. La parola di Dio infiamma il nostro cuore. Alleluia, fratelli. La parola di Dio non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Non lo permetterà, perché è potente. Mi metti Giacomo 1, versetto 21. Alleluia. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le vostre anime. Alleluia. La parola può salvare le vostre anime. E come ricevete la parola? Con un tuono? No, con dolcezza. Con dolcezza. Fratelli, se il male che sorge rimane incontrollato, cioè lontano dalla protezione di Dio, questo male ci prende tutti e ci porta alla distruzione e ci fa compiere scelte sbagliate. Dobbiamo combattere la tentazione, fratelli, con la preghiera, con determinazione e con perseveranza. Con preghiera, determinazione e perseveranza. Non dovete mai smettere di pregare. Alleluia. Non dovete mai smettere di pregare, fratelli, che abbiate determinazione nel pregare, fratelli. E sapete perché dobbiamo pregare? Perché il male non molla la presa. Come abbiamo detto all'inizio, la tentazione non verrà eliminata, la possiamo togliere e sopportarla. Il male non molla la presa, è sempre in agguato nell'ombra
dietro di noi. Il male è pronto per farvi del male. Sapete qual è la via d'uscita che Paolo ha parlato? Perché ha detto che ci sarà una via d'uscita. Fratelli, non combattete da soli, non cercate di combattere da soli. Amen. Trova un amico, trova un fratello di fede, chiamalo, prega insieme a lui, parla con lui dei tuoi problemi, reagisci a questa sfida. Non affrontare il male incontrollabile che è dentro di te da solo. No, perderai. Se cerchi di combattere da solo, perderai. Cerca un fratello, prega insieme a lui. Il segreto, la via d'uscita per sopportare le tentazioni è di non combattere da soli, ma di combattere insieme, perché in due siamo più forti. In due siamo uno in Cristo. Un Gesù Cristo vivo, potente. Alleluia. Anche Davide sapeva che senza Dio non avrebbe vinto la sua battaglia. Trova la luce di Cristo, fratello. Trova la luce di Cristo. E l'ombra non ti troverà. Trova la luce di Cristo e l'ombra non ti troverà. Cercate la presenza di Dio. Lasciatevi trasformare. Lotta insieme a me, combatti insieme a me e prega insieme a me. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Facciamo una preghiera, fratelli. Padre Santo, in questo momento, Padre, la tua parola è stata data. Ciò che avevo nel cuore ho parlato, ho detto. In nome di Gesù, che queste parole possano entrare nel cuore dei miei fratelli, che possa questo profumo della tua parola far cadere tutte le catene che abbiamo dentro di noi, che tu possa spezzare, far crollare i muri che abbiamo davanti a noi per trovare modo di entrare nella tua presenza. Butta giù questi muri, Padre, in nome di Gesù, che questa tua parola, Padre, possa riempire i nostri cuori, possa farci capire che dobbiamo combattere con la preghiera, con determinazione, con perseveranza ogni giorno, che possiamo essere liberati dal nostro male interiore, perché il male è dietro di noi, non lo vogliamo. Non vogliamo che questo male ci assalga. Vogliamo la presenza di Dio nella nostra vita. Grazie, Signore, di queste parole. Grazie, Signore, per questi fratelli che sono stati qui insieme a noi nella tua casa. In nome di Gesù ti chiedo di benedire tutti i miei fratelli, tutta la Chiesa, Signore, e che sia fatta sempre oggi e sempre la tua volontà. Amen.
fa vedere l'amore e io vedo, io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua che mi fa vedere l'amore e io vedo, e io vedo. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo te. Non c'è un altro luogo in cui vuole stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo in cui vuole stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo in cui vuole stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo in cui vuole stare, perché solo tu
Aleluia, glória a Dio. O Senhor è parlato questa sera. La presenza do Espírito Santo è qua. Se qualcuno di voi ha bisogno di una preghiera speciale, se volete venire davanti, pregaremo per voi, perché la preghiera distrugge todo combatimento que abbiamo dentro de nós internamente. Eu não conosco nessuno de voi, mas o Senhor conosce aquilo que tu hai dentro do teu cuore, la lotta que tu senti ogni giorno. Se tu hai bisogno, se hai bisogno, siamo qua come guerreiro de Cristo per pregare. É em nome de Jesus. É Jesus que fará a ópera, não siamo noi. Em nome de Jesus. C'è il presbítero, c'è la missionária que pode venire vicino a voi e fare uma preghiera especiale. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Eu não posso xiridicoar, Sorella, eu não te conosco, mas eu te darei aquilo que o Senhor me ha dito, da quando tu sei entrada. Com esta settimana, te vai meditar no Salmo 27. Salmo 27. Non lo so se lei ha una Bibbia a casa, ma se lei non c'è Bibbia qua e ti regaliamo questa notte. Salmo 27. Medita questa settimana. O Signore è chi aprirà la porta. Questo il Signore mi ha detto di dire a te. Amém? Aleluia. Sappiamo che il nostro pastore è ausente. Loro sono partiti per una missione. Homem de Dio e dona de Dio non fanno férias. Loro partono sempre per una missione. Perché dove andiamo, nós dobbiamo fare la missione che il Signore ha detto a ognuno di fare. Aleluia. Glória a Deus. Facciamo una preghiera per i nostri pastori che sono in questa missione. E la Chiesa possa intercedere per loro insieme a me. Aleluia. Senhor meu Dio, meu Padre, ti ringraziamo, Signore, per questo culto. Ti ringraziamo pela sua presença. E nós usciremos de qua, Signore, com a tua presença. Arriveremo in nostra casa. Entriamo con la tua presença. Se c'è malattia, uscirà. Se c'è desavença, uscirà. Se c'è contenda, uscirà. Se c'è falta de amor, entrará, porque a tua presença entrará com nós. Quando entramos na nossa casa, nós declaramos que a presença do Senhor estará com nós. Dove nós andamos com esta settimana. Dove nós andamos com esta settimana. E eu credo no nome de Jesus que um de nós avramo uma testemunhança da dire que a presença do Senhor era com nós. E há naquele logo ha transformato tudo, perché noi siamo entrati con la sua presença. Aleluia. Senhor meu Deus e Padre, te apresento o pastor Enrico, te apresento a pastora Andréia, te apresento os seus dois filhos, Benji e Ulinha. Senhor, que tu possa sempre, Padre, com a tua potência do teu Espírito, riempire loro, Senhor, com a tua protezione. Dove loro sono, Padre, que tu possa riempire loro, Senhor, com a sua presença, e que loro possam ser usados, Padre, como uma flecha que vá e porta, Senhor, la transformazione dove loro sono, Padre, e que loro possam no ogni giorno vivere o teu miracolo, porque tu sei Dio grande e potente. Supra, Senhor, a necessidade dos teus filhos, sia física, sia espiritual, para que loro possam retornar da nós com mensagem de vida per ognuno de nós, porque nós crediamo em Te, que Tu sei Dio grande e potente, Padre. Em nome de Jesus, possiamo fare così con le nostre mani. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a sua presença possa essere con noi tutti i giorni della nostra vita, em nome de Jesus. Amém. Um aplauso para o nosso Dio, um Dio potente. Aleluia, glória a Deus.